L'auditorium del Museo del Costume di Nuoro ieri sera ha ospitato la prima parte del progetto Grazia Deledda racconta la Sardegna, ideato e promosso dall'Accademia Tradizioni Popolari sul Nugoresu di Nuoro. Per la prima volta nel capoluogo barbaricino è stato proiettato lo sceneggiato Rai Canne al vento, girato nel 1958 e tratto dall'opera della scrittrice nuorese premio Nobel per la letteratura nel 1926, una versione curata dal giornalista Antonio Roichi che ha anche coordinato la serata. All'evento tra gli altri sono intervenuti il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, il direttore di Rai Sardegna Giovanni Maria Dettori, Gianfranco Carta, presidente dell'Accademia Tradizioni Popolari su Nugoresu, Michele Turno, direttore artistico dell'Accademia e del progetto Grazia Deledda racconta la Sardegna, nonché direttore del coro su Nugoresu. Abbiamo scelto di salutare i nostri concittadini e non solo con un appuntamento che fosse di assoluto livello culturale. È da qui che nasce l'idea di coinvolgere Rai Sardegna in questo bellissimo progetto. Sicuramente la proiezione dello sceneggiato Canne al vento costituisce una pietra miliare per tutta la nostra città e contribuisce a dare valore aggiunto a Grazia Deledda, la nostra concittadina premio Nobel. La formazione corale ha intonato alcuni brani del suo vasto repertorio. Sabato 30 novembre nel Teatro Eliseo di Nuoro alle 20:30 è in programma il secondo evento del progetto che vuole rendere omaggio al premio Nobel per la letteratura e farne conoscere le opere ad un vasto pubblico. La seconda tappa consiste in un viaggio tra i romanzi di Grazia Deledda. Ne abbiamo selezionato 12 con un cast anche piuttosto innovativo. Ci saranno dei volti nuovi del panorama artistico sardo che affiancheranno i racconti di Grazia Deledda. L'obiettivo principale è quello di rendere fruibile le letture di Grazia Deledda anche ai più giovani e poi invogliare le associazioni a studiare le sue opere e portarle avanti nel migliore dei modi.